Il fisico vicentino Federico Faggin torna a investire in Veneto e sceglie Vicenza per una nuova sfida imprenditoriale. L'inventore del microchip è tra i fondatori di P49, società nata a Padova per sviluppare un'intelligenza artificiale definita umanocentrica, capace di affiancare l'uomo senza sostituirlo. Si pensi ai computer quantistici. Sul punto Faggin afferma: la coscienza e il libero arbitrio sono proprietà di campi quantistici, non di un sistema quantistico costruito dalla coscienza, che siamo noi. Al fianco di Faggin, gli imprenditori vicentini Franco Masello e Andrea Camporese, ai quali si aggiunge anche lo scledense Oscar Staffoni, cofondatore e tra i promotori del progetto, con l'avvocato padovano Marco Greggio. L'obiettivo è costruire piattaforme di intelligenza artificiale dedicate a imprese, professionisti e pubblica amministrazione, con particolare attenzione a sicurezza, controllo dei dati ed etica. Del resto, Faggin ci insegna: Possiamo usare un computer invece di un sistema. Se poi il computer riesce a simulare qualcosa che avviene più velocemente di come avviene nel tempo reale, noi possiamo predire il futuro. Vi rendete conto? Se il mondo è deterministico e noi abbiamo un computer che può simulare il mondo più velocemente del tempo, come il tempo scorre, lo fa più velocemente di come scorre il tempo, possiamo predire il futuro. Ecco perché per Faggin l'intelligenza artificiale deve restare uno strumento al servizio dell'uomo, un principio che diventa il cuore del progetto e che gli imprenditori vicentini vogliono trasformare in una opportunità industriale.